Movimento in avanti di Marcelinho, si passa prima da Onorio, poi da Salas. Marcelinho chiama il pallone, la riceve, lo protegge, la rigioca all'indietro sempre per Canale. Se n'è andato il primo minuto di gioco. Onorio da Salas, esce con un brivido qui l'Ital Service dalla pressione. Allora Onorio, sta alta la Real Arziano, perde qui il pallone, poi però non approfitta Vinicius. Marcelinho, la ripartenza, una serie di finte di corpo, Marzio però non ci casca visto la grande esperienza e riesce a mettere fuori il pallone per Leandrigno. Simi chiama palla a Vinicius, la riceve, può provare anche a puntare in uno contro uno. Marcelinho ancora molto bene qui il tiro da parte di Vinicius, arriva quindi la prima occasione della partita, ce l'ha l'Arzignano con Vinicius, arriva però anche la parata di Jones. Qui Marcelinho si è fatto anche saltare abbastanza facilmente, però va detto da Vinicius che ha allungato il passo. Poi il contrasto tra Leandrigno e Marcelinho, alla fine l'ultimo pallone è per la Real Arzignano, che ha iniziato più intensa rispetto all'Ital Service. Si ricorda sicuramente bene il risultato dell'andata, quando in Veneto l'Ital Service vinse per 8-0, non lasciò scampo all'Arzignano. Onorio, Canal subito prova il destro, la chiusura da parte di Leandrigno che respinge il pallone. Onorio da Marcelinho, prova la finta a girarsi, mette il pallone poi dentro con il destro, la chiusura però da parte dell'Arziano che può provare a ripartire con Simi, la sterzata di Simis che poi allarga per Marzio, attende l'arrivo di Leandrigno, il pallone per Vinicius. Il ritmo comunque ad intensità elevata questo inizio di gara, i primi 2 minuti e mezzo. Leandrigno, il pallone per Vinicius, fuori da Simi, pallone per Marzio, leggermente lungo, non riesce a controllarlo. Attenzione quindi all'occasione di Marcelinho che calcia con il sinistro, la risposta da parte di Pozzi, la palla che non è uscita la getta via Leandrigno. Un'occasione per parte ora, portieri subito impegnati e subito che hanno risposto presente. Jones da una parte e Pozzi dall'altra. Salas, Marcelinho, Canal rientra sul destro, calcia Canal a lato, grande occasione qui, si era riuscito a liberare molto bene per il tiro, si riprenderà con il rinvio dal fondo. Canal che è andato in gol anche all'andata, assieme a lui 2 gol di Onorio, 2 gol di De Oliveira, un gol di Taborda, ma anche 2 a Toreti, una di Marzio e una di Amoroso. Amoroso che è il numero 9 del Real Arzignano, miglior realizzatore della squadra con 12 reti. Quest'oggi parte dalla panchina per la formazione allenata da Fabian Lopez. 3 minuti sono trascorsi nel corso di questo primo tempo, si è sempre sul punteggio di 0-0, ci sono state 2 occasioni, una per parte. Buone le parate di Jones e di Pozzi. Onorio, pallone per Canal, nuovamente da Onorio. Salas riceve il pallone, buono il suo passato a tagliare il campo per Marcelinho che prova ad andare sul fondo e a mettere il pallone, arriva però alla chiusura di Marzio, quindi sarà rimessa laterale in zona d'attacco. Movimento di Canal, si allarga ora Onorio, riceve Onorio, prova a mettere dentro il pallone, capisce tutto Marzio che chiude. Simi, Leandrigno, Marzio, giocare il pallone per Simida, lascia lì molto bene per Leandrigno che calcia a lato. Occasione qui per l'Arziano che ha combinato bene il triangolo Marzio, Simi, Leandrigno. L'occasione del 4º minuto di gioco, l'Ital Service riprende lentamente con Salas che supera la metà campo, la gioca per Onorio. Canal nuovamente dal numero 9. Canal prova con la punta, la risposta da parte di Pozzi, ha provato a sorprenderlo qui Canal con il controllo e tiro. Salas ancora fuori per Canal che si coordina, colpisce anche abbastanza bene, palla però alta sopra la porta difesa da Pozzi. Ora la pressione è alta, squadra racchiusa praticamente in 10 metri. Vinicius la prova a far passare per Simi, difende palla su Onorio, la rigioca all'indietro per Leandrigno, ancora per Simi, dentro per il taglio di Marzio, era buona l'idea
Meno l'esecuzione, intanto inizia la girandola di cambi per la formazione di casa. Tony Dandel, De Oliveira, Jefferson, è pronto anche Borruto. L'unico a non essere riuscito è Salas, che qui prova il tiro. Arriva la risposta di Pozzi che non tiene il pallone, poi dopo il tiro dà anche il cambio a Borruto, quindi cambiati tutti e quattro i giocatori di movimento. La qualità della rosa, il livello non si abbassa, anzi forse si alza con i cambi. L'ingresso di De Oliveira e Borruto insieme aumenta sicuramente la pericolosità offensiva, con Tony Dandelle e Jefferson ad equilibrare un po' la squadra. Eccolo Jefferson, ne è arrivato, ha trovato il suo primo gol in campionato nella trasferta di sabato contro il Caos Mantova, nella vittoria per 6-2. Jefferson, Borruto non riesce a far passare il pallone, Vinicius la recupera. Pallone per Marzio da Simi, pronti un po' di cambi anche in casa Arzignano. Leandrigno, pallone per Pozzi, rischia con il tocco sotto elegante, però riesce a giocarla, ma Leandrigno controlla il pallone che era già uscito in fallo laterale. Sono pronti i cambi, è pronto Morillo, è pronto Amoroso. Pallone per Jefferson, Borruto, Tony Dandelle. Chiama palla d'Olivera, spalla alla porta, d'Olivera la gioca per Tony Dandelle, gli sporca il pallone Marzio. Sarà quindi calcio d'angolo per l'Ital Service. Pronto anche Claro, 3 per l'Arziano, pronti. La battuta qui di Tony Dandelle non è precisa, palla che però arriva comunque a un giocatore della formazione di casa, ovvero Jefferson, che va indietro da Jones, riparte da Borruto. Tony Dandelle da Jefferson, Borruto. Il pallone per Jefferson, Jefferson che calcia con il destro, la palla viene anche leggermente deviata, alla fine però la riesce a prendere Pozzi e a tenerla anche racchiusa. Amoroso è entrato in campo, non riesce qui a servire Morillo. Primi cambi anche in casa Arzignano, Borruto da De Oliveira che scivola, poi riesce comunque a guadagnare la rimessa laterale dopo il tocco di Leandrigno. Borruto da Jefferson, rientra sul mansino Jefferson, calza, la risposta di Pozzi, ancora Borruto, la finta del tiro, perde il pallone, lo recupera però Jefferson, non è riuscito qua Leandrigno ad avere lo spunto. De Oliveira da Jefferson che la prova a mettere in mezzo, c'è una deviazione da parte di Morillo, quindi c'è il calcio d'angolo per l'Ital Service. Borruto, Tony Dandelle. Ora una serie di minuti in cui la formazione pesarese ha preso un po' campo. Jefferson qui prova il tiro che viene anche strozzato, poi Pozzi la rimette in gioco con un bel passaggio lungo con le mani. Morillo non riesce a controllare il pallone, arriva Amoroso. Marzio ancora da Amoroso, regala il pallone a Jefferson, però Tony Dandelle. De Oliveira su di lui c'è Marzio, De Oliveira difende il pallone, prova a calzare, ancora una chiusura di Marzio. Borruto da Tony Dandelle, una serie di finte ancora per Borruto. Jefferson, Borruto qui perde il pallone, attenzione allora alla ripartenza, Jefferson però recupera il pallone. Tony Dandelle poteva giocarla anche dentro per De Oliveira, ha provato però la conclusione personale, ancora una deviazione di Marzio, molto positivo il numero 5. Intanto avviene il primo time out della partita richiesto da mister Fulvio Colini.
ancora che vede le due contendenti sul punteggio di 0-0. Si riprende a giocare con il calcio d'angolo in favore dell'Ital Service, incaricato della battuta Jefferson. Time out da parte di mister Fulvio Colin dopo poco più di 7 minuti di gioco, sicuramente non contento di quello che ha visto e quindi ha voluto giocarsi il suo time out, lui che a volte nel primo tempo evita anche di farlo, però sicuramente qualcosa non gli è piaciuto. Vediamo come poi torna in campo ora la sua squadra, non bene con questo calcio d'angolo. Riparte la Real Arzignano con il rinvio di Pozzi, il pallone a cercare Morillo che controlla molto bene il pallone, 1 contro 1 con Jefferson, la sterzata di Morillo, arriva il raddoppio di De Oliveira che gli porta via il pallone, lo tiene in campo Borruto, no, però la palla è comunque per l'Ital Service. Con la rimessa giocata Jefferson, De Oliveira, Borruto, di nuovo da De Oliveira, ancora per Borruto, Jefferson da Borruto, finta il tiro, la gioca per De Oliveira che non aveva preso posizione ma riesce comunque a controllare il pallone, poi Borruto prova a creare qualcosa, il suo tiro viene deviato. 12:22 da giocare nelle corse di questo primo tempo, sempre parità 0-0 tra Pesaro e Arzignano. Tony Dandelle la gioca per Jefferson, all'indietro da Jones che va al rinvio, brutta però la scelta qui di Jones, non aveva compagni in cui servire bene il pallone e se l'è dovuto liberare alla svelta. Morillo, Jefferson su di lui, il pallone per Marzio, l'unico a non essere uscito lo fa solamente ora. Ritorna Leandrigno sulle terreno di gioco, qui il pallone a cercare Claro, la chiusura di Tony Dandelle, Jones la gioca per Borruto, De Oliveira si gira con il primo controllo, prova a calciare, arriva la deviazione da parte di Morillo e calcio d'angolo per l'Ital Service. 11:46 in questo momento, chiara la scelta di Colini con 4 giocatori che hanno iniziato, Onorio, Canal, Salas e Marceligno, 4 ore in campo diversi, vediamo se li mischierà anche in questo video di gara. Tony Dandelle, Jefferson, Borruto, dentro da De Oliveira che prova a controllare il pallone e portarselo avanti, non ci riesce. Pozzi con le mani subito al rinvio, la chiusura di Jefferson, Tony Dandelle la rigioca bene per Jefferson con ancora palla alta, la mette giù solamente ora Leandrigno che ha recuperato il pallone, la gioca per Amoroso che, come dicevamo in precedenza, 12 reti, l'unico in doppia cifra in casa Arzignano, che è il peggior attacco del campionato con 37 reti fatte. Qui Morillo però che si gira e controlla e trova la rete dell'1-0, se lo sono dimenticati qui in casa Ital Service e Morillo trova la rete dell'1-0, vantaggio ospite, 11:08 sul cronometro minuto 8:52. Morillo trova la rete dell'1-0 per la Real Arzignano e sblocca una gara praticamente quasi a metà del primo tempo, il vantaggio della Real Arzignano, e quindi vediamo se la partita si stapperà un po'. Marceligno, di nuovo i cambi, di nuovo il quartetto iniziale, Onorio, Salas, Marceligno e Canale, quindi Colini continua su questa falsariga. Onorio, ancora Onorio per Canale che prova a calciare con la punta, Marceligno poi a prolungarla, ancora una parata da parte di Pozzi. Salas da Marceligno che ha lo spazio per calciare, arriva la chiusura di Claro, riparte Amoroso, buono il pallone per Morillo, la chiusura da parte di Marceligno. Canale, Ital Service vuole provare ad accelerare, Arzignano molto attenta e concentrata però in questo avvio di gara, sta chiuso e prova a ripartire molto bene. Salas, Canale, dentro il pallone ancora Pozzi, Amoroso, Leandrigno prova una bella finta qui Leandrigno ma poi non riesce, rimane a terra qui Leandrigno. Vanno a parlare con il direttore di gara, è rimasto a terra il numero 7 della Real Arzignano. Qui qualche ingombressione tra i giocatori, alla fine Onorio la restituisce all'Arzignano che potrà ripartire con Pozzi
Lo gioca vicino con le mani per Leandrigno, pallone a cercare Vinicius, palla lunga, Jones esce con i piedi al portiere avversario. Vinicius, Leandrigno, Morillo, la palla ancora una volta sporcata, ancora una volta rimessa laterale per la Real Arzignano, che, superata la boa di metà primo tempo, si trova in vantaggio al Pallanino Pizza di Pesaro. In questo momento buon primo tempo per la Real Arzignano e vantaggio che si potrebbe anche stare. Ha avuto occasioni anche l'Ital Service, ha avuto occasioni anche l'Arzignano, ma bello l'atteggiamento della squadra di Fabian Lopez. Morillo, chi prova a ripartire ancora, l'aggressività dell'Arzignano in fase offensiva, ora prova anche a pressare, recupera il pallone sulle rivie di Jones con Vinicius. Dentro da Morillo, è entrato molto bene in partita il numero 10, poi Amoroso, la lotta con Marsiligno e poi Amoroso qui, brutto gesto di Amoroso che ha provato a dare praticamente un calcio, poi muso tra Salas e Leandrigno. Qui Amoroso un po' rischiato, probabilmente ha sentito non fischiarsi un fallo, e poi però ha rischiato tantissimo perché non poteva prendere il pallone Amoroso, l'aveva Marsiligno e ha rischiato tantissimo con un calcio che non è stato però ravvisato dai direttori di gara per niente. Si scalda la partita, forse quello che l'Arzignano in questo momento non deve fare, ovvero comunque un Ital Service in questo momento comunque un po' sottotono da queste cose qui, potrebbe far accendere un po' la fiamma dei campioni d'Italia. E quindi partita che si anima, e Fabian Lopez chiede subito il minuto che però non glielo concedono perché i suoi giocatori praticamente hanno battuto e anche lui stesso non è molto contento con i suoi calciatori che avevano già giocato. Canale qui, è arrivata la grande parata da parte di Pozzi. Siamo a 9 minuti e 23. Fabio Lopez ha richiesto il minuto, poi però si è ripreso il tagliandino, voleva sicuramente parlare con i suoi giocatori perché comunque non è il momento, la situazione di scaldare gli animi in campo. Diciamo l'Arzignano è comunque in vantaggio, stava giocando una grande partita, ora lo vuole espressamente e quindi arriva il time out richiesto questa volta dall'allenatore dell'Arzignano. Squadre di nuovo in campo e quindi allenatori che hanno entrambi usufruito del loro unico time out a disposizione per la prima frazione di gioco. 9:17 da giocare in questo primo tempo, Arzignano in vantaggio 1-0, decide fino a questo momento la rete praticamente al 9° minuto di gioco di Morillo. Qui il rinvio di Pozzi, il pallone per Leandrigno, il pubblico prova ad accendere anche l'Ital Service in questo momento sottotono e sotto nel punteggio. Salas, Marsiligno, fitto di lasciare il pallone a Salas, poi invece lo gioca per Canalle. Onorio, pallone da Marsiligno che prova a calzarlo al volo, non trova però la porta qui il numero 19 dell'Ital Service e quindi può ripartire la Real Arzignano. Poi nel corso della cronaca della partita ne approfitteremo anche per dare i risultati dagli altri campi. Si gioca praticamente dappertutto, solamente 2 gare devono ancora iniziare, una gara però è terminata, si giocava alle 16, quella tra Eboli e Catania, gara terminata 2-2. Canalle con il pallone tra i piedi, la gioca per Salas, Salas va sul fondo, la chiusura da parte di Morillo sarà rimessa laterale.
Ancora dal service, il problema per Marsigno che finta il tiro, la deve rigiocare per Salas perché poi è arrivato subito il raddoppio di Leandrigno dopo l'intervento a vuoto di Simi. Bel atteggiamento difensivo da parte del Real Arzigliano che in questo momento non ha concesso grosse occasioni e grossi spazi alla formazione di mister Fulvio Colini. Pozzi, la chiusura di Onorio con il petto, serve Canale, scambiano i due, Marsiligno, zona tiro, Marsiligno ne salta uno, ne salta due, Marsiligno col destro, buca Pozzi e arriva il pareggio di Marsiligno, 1-1. Grande azione personale di Marsiligno che salta due uomini, poi Pozzi non precisissimo sul destro di Marsiligno che trova la rete dell'1-1. Pareggia i conti. 11:43 sul cronometro delle palla. Nino Pizza, arriva il pareggio dell'Ital Service, quindi gara di nuovo in equilibrio. Entrambe le squadre hanno segnato e l'hanno sbloccata. Vedremo ora quale sarà il trend. D'Arziano ora non deve comunque scomporsi quello che di buono ha fatto in questa prima parte di tempo. Pozzi, il pallone giocato per Simi. Di nuovo indietro da Leandrigno, Vinicius prova a far passare il pallone per Moriglio, lo recupera Marsiligno e poi Pozzi ha rischiato qui tiro ribattuto. la Real Arzigliano sulla palla persa da Vinicius. Salas con il pallone tra i piedi a battere il calcio d'angolo, le gioca ancora per Marsiligno che ora ha il piede caldo. La deviazione qui di Vinicius che per poco non beffa Pozzi, ma è Marsiligno in questo momento l'uomo in più per l'Ital Service. Salas, movimento di Canale che riceve il pallone, calcia col mancino, si coordina bene, la risposta di corpo di Pozzi, la ripartenza di Leandrigno, recupera già palla però l'Ital Service che ora ha preso campo molto bene. Canale con la punta, ancora una chiusura, ancora deviazione questa volta da parte di Simi. Marsiligno va a rifiatare in panchina dentro De Oliveira che riceve subito il pallone, lo lascia per Onorio. Salas, si accentra Salas, ancora Salas, la prova della gara per Canale, perde il pallone, attenzione alla ripartenza di Moriglio, Moriglio sotto le gambe di Jones che però riesce a deviarla quel tanto che basta per mettere il pallone in calcio d'angolo. È rimasto a terra Salas, ma ora la partita è bellissima, occasioni da entrambe le parti. L'Arziano non ci sta, accetta di giocare a viso aperto questa gara, problema al volto per Salas. Un contrasto che dove ha perso palla Salas per provare a dare il pallone a Canale, rimasto a terra, ghiaccio sul labbro per il numero 8 dell'Ital Service. Ci sarà poi anche da asciugare sicuramente il terreno del Palladino Pizza con Salas che si rialza, vediamo se potrà riprendere, deve comunque uscire. Salas che parla con Fabian Lopez dicendo la seconda volta che mi colpiscono. Lopez ride, parla con Salas. Intanto entra Borruto al posto di Salas, il problema è per Leandrigno, la ribattuta di De Oliveira. Simi all'indietro da Vinicius, Leandrigno, pallone per Simi nuovamente, Leandrigno, Vinicius, Moriglio, sicuramente uno dei più positivi, ha avuto lui la palla per l'1-0, ha avuto anche quella per il 2-1 poco fa il numero 10 che qui si gira molto bene. Moriglio poi calcia Jones, Marsiligno da una parte, Moriglio dall'altra in questo momento. De Oliveira per Onorio, Borruto, bella partita, si deve ancora accendere il Cobra Borruto che qui sbaglia il passaggio. Ora esce il numero 10 del Real Arzignano, Moriglio, sicuramente il più positivo in casa dei Veneti. Dentro il pallone per Vinicius, Jones esce, molto attivo Jones, molto chiamato in causa, rialza anche Vinicius che però non lo accetta. Un leggero problema, forse anche colpito oltre un po' il pallone anche la gamba. Direttore di gara che va a parlare con Jones, forse non piaciuto magari il modo un po' irruento
quasi forse secondo il direttore di gara un po' sfida, poi però Vinicius alza il pollice per Jones, quindi la sportività tra i due giocatori. Qui la risposta di Jones sull'Andrino che non trattiene, poi si trascina il pallone fuori, probabilmente non l'ha toccato con la mano, però se l'è trascinato trattenendolo al corpo, difficile da valutare in live. Alla fine però è cartellino giallo per Jones e calcio di punizione dalle limite. E quindi calcio di punizione, posizione molto interessante per la Real Arzignano. Tutto nasce da una mancata presa o comunque una presa in due tempi difettata. Simi Amoroso sul pallone, Vinicius e Leandrigno con quest'ultimo molto largo. Amoroso calza alto il numero 9, si era avvicinato Leandrigno ma poi è stato un tocco cortissimo per Amoroso. Chiedevano una deviazione che però non c'è stata e quindi può ripartire l'Ital Service con Canal. De Oliveira, Borruto prova a cercare De Oliveira, la palla che non passa, chiedevano un tocco con la mano Vinicius. Simi, Leandrigno di nuovo per Simi, gioca bene l'Arzignano, ancora Simi, se ne va bene con un doppio dribbling. Poi il pallone di Leandrigno per Amoroso. Simi, Leandrigno, movimento di Amoroso che era stato cercato qui dal lancio di Leandrigno che non arriva, poi Vinicius ancora Arziano a lottare. Amoroso per Simi, ricevono i complimenti delle proprie allenatori e giocatori qui in questa azione. Poi Vinicius ha cercato il controllo per girarsi, aveva preso però bene posizione. 5:42 da giocare nelle corse di questo primo tempo, situazione di parità. Borruto che chiacchiera col direttore di gara mentre supera la metà campo. De Oliveira, Jefferson è rientrato sulle terreno di gioco, così come Tony Dandel che chiama largo il pallone ma dentro da Jefferson che poi prova a coordinarsi. Arriva la deviazione da parte di Amoroso, sarà calcio d'angolo per la formazione di casa con Tony Dandel. C'è Borruto dentro l'area di rigore, si muove Borruto ma movimento però frainteso dal capitano Tony Dandel dell'Ital Service, con Borruto che ha fatto il movimento alle spalle ma cercare di rientrare nel primo palo, mentre il pallone di Tony Dandel è stato secco sul secondo. Amoroso dentro a cercare Vinicius, si arriva però Borruto sul pallone. De Oliveira, spada alla porta, difende il pallone ancora da Borruto. Tony Dandel ha provato a sorprendere anche il suo compagno di squadra calciando prima il pallone, non trovando però lo specchio della porta. Rientra sul terreno di gioco Marzio al posto di Vinicius. Pozzi gioca per Leandrigno, Marzio nuovamente da Leandrigno, De Oliveira devia il pallone ma arriva per primo Amoroso, ancora da Leandrigno, bravo qui nel dribbling. Poi Borruto lo strattona un po', ancora Leandrigno però che non riesce a far passare il pallone per Amoroso, ma c'è un fallo ai danni del numero 7 della Real Arzignano e quindi sarà calcio di punizione per la formazione ospite. Situazione falli abbastanza strana, perché quando mancano 4 minuti e 49 secondi al termine del primo tempo l'Ital Service ne ha commessi 2, ne ha commessi 0 la Real Arzignano, nonostante comunque una gara giocata a una buona intensità. Ci sono state anche storie tese tra i giocatori in campo. Va Amoroso che calcia, Jones con il corpo, poi Leandrigno, Tony Dandel ancora a deviare il pallone, ancora calcio d'angolo per la Real Arzignano, che però nonostante abbia subito il pareggio non ha smesso di attaccare e anzi ha avuto diverse occasioni per trovare la rete del 2-1. Marzio dentro da Simi
che era riuscito comunque ad impattare sul pallone, ma lo ha fatto male e ora esce dal terreno di gioco per lasciare posto al numero 22 Claro. Tony Dandelle da Jefferson, ancora numero 23 Borruto, Jefferson, Borruto, De Oliveira non riesce a girarsi, arriva Tony Dandelle, che calcio alla risposta di Pozzi, anche Tony Dandelle però il piede caldo. 4:27 alla fine. Borruto si coordina, Prova anche Borruto, chiede una deviazione che c'è stata, ha provato a coordinarsi come aveva fatto nell'ultima gara interna contro Genova, dove aveva trovato un grandissimo gol. Jefferson, Borruto qui questa volta non si coordina benissimo, non impatta neanche al meglio del pallone. Pozzi poi in due tempi lo fa suo. Leandrigno dentro per Claro, che viene però strattonato da Jefferson. Arriva il fallo, il terzo commesso dalla formazione pesarese. Jefferson che chiede anche scusa alzando la mano a Colini per essersi fatto saltare. Calcio di punizione quindi. Leandrigno e Marzio sul pallone. Leandrigno che la lascia direttamente a Marzio, che prende una lunga rincorsa, va dentro Jones a respingere il pallone prima delle varie Tony Dandelle, poi arriva Borruto come un treno. Borruto prova il tocco sotto, poi la chiusura da parte di Marzio, poi storie tese anche un po' fra Marzio e Borruto. Borruto dentro per Jefferson, De Oliveira, Tony Dandelle va sul mancino, prova a calciare, ancora una volta una deviazione. Borruto si era acceso davvero, bruciando tutti con lo scatto. Jefferson finte di corpo, poi prova ad andare, viene messo giù, non c'è nulla, una manata subito da Jefferson e Fabian Lopez sportivamente dice ai suoi fuori, buttate il pallone fuori. Poteva ripartire in contropiede l'Arzignano, grande gesto da parte del suo allenatore. Jefferson molto arrabbiato per aver subito una manata. Borruto e Amoroso che discutono. Storie fra Borruto e Amoroso, ancora nuove storie tese fra i giocatori in campo. Non sono belle scene, è stata quella in precedenza di Fabian Lopez che ha fatto mettere fuori il pallone quando comunque la sua squadra poteva ripartire in contropiede. Ora parla con Borruto. Amoroso un po' nervoso qui, anche perché lui in precedenza aveva subito una gomitata con del sangue che gli era uscito dal naso e si era fatto curare in panchina. Borruto qui restituisce il pallone. 3:41 di un primo tempo che vede la parità 1-1. Qui Jefferson, Amoroso ancora stretteso da Borruto, prova ad accendersi e provare con la punta, trova la deviazione. Altro corner per l'Ital Service Pesaro. 1-1, 3 minuti e 35 all'intervallo. Si sta scaldando Borruto, acceso anche un po' dalle polemiche. Jefferson con il destro, ora Borruto dice ai suoi: andiamo, chiudiamo bene questo primo tempo, alziamo il ritmo. Vuole il pallone espressamente il numero 10 Tony Dandelle da De Oliveira. Jefferson da Tony Dandelle, ancora per Jefferson, la palla che però la deve tenere in campo Jones con il salvataggio evitando la rimessa laterale. Borruto da Jefferson, Tony Dandelle, De Oliveira, Jefferson la lascia lì per Borruto, ancora Borruto che prova a calciare, ora vuole provare lui da solo praticamente, anche in questa occasione più volte ha richiesto il pallone, quando l'ha preso ha provato. Ancora Borruto dentro da De Oliveira che con la testa però non riesce a controllare il pallone e De Oliveira lascia il campo a Marcelinho. Marzio
Pallone per Claro, prova a saltare Borruto, ancora Claro che ci mette il corpo, poi una tirata di maglia su Borruto. Sanno che comunque Borruto quando un po' viene innervosito ogni tanto reagisce anche, deve stare attento comunque a non cadere anche in alcune provocazioni. Devono essere bravi anche gli arbitri a gestire quando si accendono un po' gli animi. Jefferson, 2:40 da giocare. Va sul mancino Jefferson, poi Marcelinho con il petto e Pozzi fa un salvataggio clamoroso. Marcelinho a recuperare il pallone con un fallo da dietro, arriva il giallo. Arriva il giallo per Marcelinho. Ancora polemiche perché è andato a terra Leandrigno alla panchina, dice all'addetto al cronometro se ha visto qualcosa, Amoroso che dice devi dare una mano ai direttori di gara se tu vedi. Sta succedendo un po' di tutto, almeno 3-4 volte in cui i giocatori si beccano. Anche qui l'intervento di Marsilio è stato molto scomposto comunque da dietro ed è arrivato anche il giusto cartellino giallo. Quarto fallo per l'Ital Service, 0 quelli commessi dalla Real Arzignano. Riparte l'Ital Service dopo che il calcio di punizione è stato giocato male dalla formazione ospite. Borruto, Canal, Onorio, ancora da Borruto, Vinicius su di lui, Borruto subisce il fallo, già giocato però Borruto. Onorio, Canale dentro, Marcelinho non trova la rete delle 2-1. Marcelinho che ha il pallone sul destro, nel suo piede preferito, aveva trovato col destro il gol dell'1-1, qui però la mette fuori. Grande occasione, grande palla di Mauro Canal a tagliare dentro per Marcelinho. Leandrigno, Marcio a giocare il pallone per Moriglio che è rientrato. Borruto a chiudere, rimessa laterale Arzignano. Moriglio scambia con Marcio, Pozzi, il rinvio lungo, Canal di testa a chiudere su Vinicius. 1:47. Leandrigno da Vinicius, la prova con la suola a giocare per Leandrigno che non riceve il pallone. Canal, Marcelinho, Borruto da Onorio, ancora da Borruto, Canal, Marcelinho, Borruto prova ad accentrarsi, la gioca per Marcelinho dentro da Canal che si divora anche lui, però scambio di favore con l'assist che però non diventa assist in questo caso. Nuovamente l'errore di Canal, bello il triangolo Borruto, Marcelinho, Canal e questa volta spara alto Vinicius, si gira, calza Jones, può fare ripartire l'azione, lungo però il passaggio per Marcelinho, poi Marcio allarga forse un po' qui il gomito nel cercare, nel tentativo di bloccare Marcelinho. Murillo va a terra sull'intervento con Canal, non si lamenta qua Murillo che viene aiutato a rialzarsi da Borruto. 53 secondi e 9 decimi al termine del primo tempo. Canal, ultime occasioni. Onorio, Marcelinho da Canal, se la sposta sul mancino, calza la direzione, Borruto al volo, ancora Pozzi, autore di tante grandi parate, poi Canal da Jones che sbaglia però con le mani e Colini non la prende benissimo su questo errore. Poteva comunque fare ripartire l'azione dopo che comunque Moriglio era andato in pressione su di lui. L'Ital Service si sarebbe trovata in superiorità numerica nella ripartenza.
l'errore, un pallone che poteva essere gestito meglio, tenuto magari anche a rasoterra. Onorio viene messo giù, arriva il fallo su Onorio. Calcio di punizione per l'Ital Service, 25 secondi. Ma la signora lì potrebbe anche provare a calciare, l'ho più volte fatto in carriera. Rincorsa lunga da parte di Marceligno che va in porta, Vinicius con la testa, Onorio trova la rete del 2-1, sfortunata qui l'Arzignano, ancora una volta Pozzi questa volta non riesce a tenere sulla ribattuta di Onorio, forse anche leggermente deviata, e l'Ital Service a 22 secondi 8 decimi dal termine del primo tempo la ribalta 2-1 per la formazione di casa. Arriva il gol del numero 9 Umberto Onorio. 2-1. Da ripetere intanto il calcio d'inizio ancora una volta, si deve attendere il fischio che non era arrivato e quindi ora l'Arzignano vediamo se si rigetterà in attacco per provare a trovare in 22 secondi 8 decimi la rete del pareggio per questo primo tempo. Vinicius, Marzio da Pozzi, 14 secondi, Pozzi la gioca per Morillo, una serie di finte di gambe, Onorio gli porta via il pallone, vince il rimpallo Onorio, poi Morillo ritorna da dietro, 6 secondi dentro per Vinicius che si gira, calcia alto, 2 secondi. Jones la gioca per Canal che dice va bene così, l'abbiamo ribaltata. E quindi primo tempo che termina con il punteggio di Ital Service Pesaro 2, Real Arziano 1, vantaggio con Morillo, poi la risposta di Marceligno e a 22 secondi dal termine della prima fazione di gioco il 2-1 di Onorio. Tempo con l'Ital Service che prima è andata sotto.
Tutto pronto per ricominciare con il secondo tempo. La Real Arzignano che riparte con Marzio, Simi, Vinicius e Leandrigno. Rita Service che riparte con Tony Dandelle, Salas, Canalle e Marcelinho. Jones e Pozzi i due portieri. Salas, pallone per Tony Dandelle, Canalle si riprende dal risultato di 2-1. Marcelinho qui prova a girarsi, calzare con il destro, poi Tony Dandelle non trova. Dicevamo 2-1 maturato nei secondi finali praticamente del primo tempo con la rete di Onorio quando ne mancavano 22. La Real Arziana che è andata in vantaggio al 9 minuto di gioco con la rete di Morillo, uno dei più positivi per la formazione veneta. Poi il pareggio di Marcelinho al 12esimo del primo tempo e, come dicevamo in precedenza, la rete di Onorio. Per quanto riguarda Morillo è l'ottava rete in campionato. Marcelinho da Canalle che calcia con l'esterno, mentre per Marcelinho è il 12esimo gol, l'ottavo invece per Umberto Onorio. Quindi abbiamo dato anche un po' di numeri. Qui l'occasione di Canalle, ripartirà la Real Arzignano con Pozzi, Marzio, capitano della Real Arzignano, come dicevamo in precedenza, giocatore di esperienza infinita, classe 1967, compierà 53 anni in questo 2020, ma ancora in campo con la voglia e la passione di un ragazzino. Il pallone per Tony Dandelle che poteva allargare anche per Marcelinho, preferisce prima passare da Salas, da Marcelinho ci va lui, ancora il ritorno per il numero 8, poi Marcelinho calcia con il sinistro, la ribattuta di Vinicius, prova a partire Marzio che poi va giù, anche d'esperienza qui si è lanciato avanti il pallone che non poteva più raggiungere, è stato però toccato e arriva il primo fallo di questo secondo tempo, lo commette Rital Service. Lo stesso Marzio a giocare subito il calcio di punizione, Vinicius dentro da Simi, difende il pallone, finta di lasciarlo a Leandrigno, preferisce andare da Marzio che poi prova ad andare dentro da Simi, la chiusura di Tony Dandelle sarà rimessa laterale in fase offensiva per la Real Arzignano. Marzio sempre sul pallone, Leandrigno, Vinicius e Simi che partono praticamente sulla stessa linea. Marzio sistema il pallone dentro da Vinicius che prova a calzare Tony Dandelle, però ribatte, poi lascia il pallone a Jones che lo prende. Canalle prova ad andare sulle fondo, Canalle va col mancino, Pozzi non bene, Tony Dandelle nemmeno, e allora può provare a ripartire l'Arzignano. È rimasto a terra Marzio, non se ne ravvede Vinicius, speriamo nulla di grave per Marzio che abbiamo lodato poco fa. Cure mediche per il numero 5, un po' di ghiaccio sulla caviglia sinistra, se n'è andato praticamente il primo minuto e mezzo, 1:35 per la precisione di questo secondo tempo. È pronto Amoroso, intanto il primo ad alzarsi dalla panchina della Real Arzignano. Marzio si rialza, cammina, zoppica un po', sente dolore, però per il momento esce dal terreno di gioco per lasciare spazio ad Amoroso, comunque denti stretti, dolorante il capitano della Real Arzignano. È rimessa laterale per la formazione ospite con Leandrigno che la gioca dentro da Simi, ancora a cercare il pallone per Leandrigno, palla che però viene respinta, poi Pozzi, Vinicius, il pallone nuovamente per Simi, Amoroso a cercare nuovamente Simi che prende posizione, non riesce a controllare il pallone, ha provato a fare una sponda per Vinicius che non è venuta. Salas da Tony Dandelle, il recupero del pallone, Leandrigno, buona qui la sua giocata per Amoroso, poi il contrasto con Salas, il fallo è di Salas, si alza tutta la panchina dell'Ital Service perché poi il fallo ci poteva anche stare, ma poi Salas ha forse subito una gomitata successivamente. Il secondo fallo per l'Ital Service, tutta la panchina in piedi. Sarà calcio di punizione per la Real Arzignano. Questa partita è ormai
giocata comunque con un'intensità molto elevata. I giocatori in campo più volte sono arrivati comunque anche a muso duro. Salas ora qui con Amoroso, continuano comunque a parlare. Si ritorna a giocare, speriamo anche presto. Non belle queste scene che sono capitate molto spesso nel corso di questa partita. Qualche gesto di sportività, uno su tutti quello dell'allenatore dell'Arzignano Fabio Lopez. Leandrigno da Vinicius, deve tornare indietro da Pozzi che si è allargato fuori dalla sua porta. La gioca per Simi. Vinicius, Amoroso, ancora nuovamente da Simi che questa volta controlla bene il pallone e lo mette giù. Vinicius prova a far uscire l'Ital Service qui d'Arziano, poi Canale recupera il pallone, trova un gol bellissimo. L'errore di Leandrigno e Canale trova un grandissimo gol. La palla che è scesa e l'ha impattata al volo Canale, ed è 3-1 per l'Ital Service. Gran gol di Mauro Canale. E questa può essere una doccia fredda per l'Arzignano, soprattutto nella maniera in cui è arrivato il gol, con una banale palla persa di Leandrigno. Forza Pesaro! Chiede ancora pressione alta Colini, che è esultato tantissimo nel gol di Canal. Salas recupera il pallone. Marcelinho da Canale che finta il tiro, ancora dentro. Ha provato ancora una grande giocata Mauro Canale, sicuramente in fiducia. È uno dei convocati di Alessio Musti della nazionale italiana per le qualificazioni al mondiale del 2020. Canal, Miarelli, De Oliveira e Marcelinho i giocatori dell'Ital Service. Due di questi, Canal e Marcelinho, in gol anche quest'oggi. Salas da Marcelinho che calcia, si coordina bene, il tiro un po' meno. Altissimo il sinistro di Marcelinho che ha cercato la potenza più che la precisione, si è visto in questa occasione. 16:51 da giocare nel corso di questo secondo tempo. Ora il doppio vantaggio dà un po' più di tranquillità all'Ital Service, che però ha intenzione, anche in queste ultime due azioni si è visto, di provare a chiudere questa gara definitivamente. Ricordiamo anche il risultato dell'andata, dove l'Ital Service vinse 8-0 in terra veneta. Leandrigno con il mancino, palla che si impena dopo la direzione. Salas la tiene in campo, va a cercare Marcelinho, intervento a salvare di Amoroso provvidenziale, perché poi Marcelinho sarebbe stato a tu per tu con Pozzi. Toledandel, ancora Marcelinho molto attivo quest'oggi. Canal finta il tiro, lo gioca per Marcelinho che poi però incespica con il pallone tra i piedi e può ripartire l'Arzignano. Amoroso, Simi, ancora il duello di fisico con Tony Dandel. Vinicius prova con la suola, fa passare per Amoroso, è arrivata la deviazione da parte di Salas, sarà rimessa laterale. Sono pronti Onorio, Jefferson, Borruto e De Oliveira davanti alla panchina dell'Ital Service. E qui Salas in protezione del pallone si gira molto bene, molto rapidamente su se stesso, perde poi però il pallone. Simi prova il destro, arrivano i cambi, l'unico che resta per il momento è Tony Dandelli, l'unico a non entrare è Onorio. Si fanno cenno i due alla prossima. Borruto, Jefferson e De Oliveira dentro. Jefferson pettina il pallone, va sul centro, prova il mancino, una serie di deviazioni, riparte Arziano. Leandrigno, Vinicius, Amoroso, alza il pallone per Simi, Jefferson di testa, la mette giù Borruto calciandolo direttamente al volo. Non trova però lo specchio della porta con il mancino Borruto. C'è un giocatore dell'Arziano libero, fanno in tre ora su Amoroso. Allora Pozzi riparte da dietro, Amoroso calcia con il destro, strozza troppo però il pallone che non prende né la direzione della porta né la potenza giusta. Primi movimenti di riscaldamento anche per Carducci in caso di Ital Service, vedremo se gli verranno dati dei minuti. Borruto
Onorio che è entrato in campo proprio ora. De Oliveira, Borrutto da Onorio, va sul fondo Onorio, poi tentativo di mettere dentro il pallone, arriva la chiusura di Vinicius. Calcio d'angolo, movimento di De Oliveira che viene servito troppo lungo, non riesce a controllare il pallone qui il numero 18 dell'Ital Service. Fuori Vinicius e dentro Morillo, il più positivo del primo tempo dell'Arzignano, autore delle gol del momentaneo vantaggio. Simi a cercare proprio il numero 10, la palla però è troppo lunga, lo scavalca. Nuova rimessa laterale, se ne sono andati i primi 5 minuti di questo secondo tempo. Un quarto di ripresa quindi. Jefferson da Borrutto, Onorio, nuovamente da Jefferson, sempre sulle mancine, allarga ancora per Onorio da Jefferson, ancora se la sposta sul destro, prova a calciare a lato però il tiro del numero 23 biancorosso. Arziano però ora in difficoltà nel cercare di costruire qualcosa o di controllare il pallone più spesso. Anche in questa occasione Jefferson lo devia, poi Morillo riesce ad arrivare per primo, arriva però Brutto che glielo porta via. Onorio dentro da De Oliveira, la finta di De Oliveira che ha provato a rientrare quando invece poteva andare sul fondo a lasciarla scorrere. Onorio per la rimessa laterale, Jefferson da Borrutto, De Oliveira viene messo giù, Borrutto, palo esterno, lampo ancora di Borrutto che accelera davvero una frazione di secondo. Qui la sponda di De Oliveira da terra praticamente. Il palo nega il 4-1 all'Ital Service, la prima rete di serata a Borrutto. Amoroso che spinge leggermente Onorio per controllare il pallone, poi non lo controlla e intanto viene espulso un membro della panchina dell'Ital Service. Espulso il signore Claudio Di Lorenzi, il massaggiatore dell'Ital Service Pesaro, allontanato dalla panchina per proteste. Onorio da Jefferson di testa, era riuscito comunque a trovare la porta, sempre Jefferson molto aggressivo. Leandrigno, Amoroso, Jefferson a chiudere il pallone su Morillo che deve avere un gioco pericoloso qui il giocatore dell'Arzignano. De Oliveira, Onorio trova la direzione di Morillo, sarà rimessa laterale. Molto attivo Amoroso con i direttori di gara nelle proteste. Il numero 9 qui va giù De Oliveira, arriva il fallo e arriva il giallo per il numero 7 Leandrigno. Non un bel secondo tempo per Leandrigno, l'errore nelle gol di Canal. E qui il cartellino giallo. Primo fallo per l'Arzignano in questo secondo tempo, 2 quelli commessi dall'Ital Service. Sarà calcio di punizione. Si è defilato già De Oliveira, resta in zona comunque di ricevere un passaggio per tirare Onorio. Jefferson e Borrutto invece potrebbero andare alla battuta, più però Jefferson magari per passare il pallone. Il direttore di gara che parla ancora con il solito Amoroso in protezione della porta. Jefferson da Borrutto, da Onorio, calcia con il destro, la deviazione di Leandrigno. 2 passaggi lenti e sbagliati, il primo di Jefferson per Borrutto ma il secondo anche di Borrutto per Onorio, molto lento e prevedibile. Jefferson da Borrutto, ancora Borrutto, prova ad andare sul fondo, viene chiuso da Claro, altra rimessa laterale. Borrutto da De Oliveira che difende il pallone ma però
il pallone si stava muovendo al momento della battuta e quindi palla all'Arzignano. Borruto che ancora parla con il direttore di gara. Onorio va a recuperare il pallone. Ancora Amoroso a protestare con il direttore di gara perché ritira di aver subito una spinta da Jefferson. Onorio poi vede Pozzi leggermente fuori dai pali, ma prova a sorprenderlo con una conclusione molto debole. Borruto prima di arrivare sul pallone, lui però averlo toccato, e quindi la rimessa laterale è per l'Arziano, che torna nuovamente dalle parti perlomeno dell'area dell'Ital Service. 12:46 da giocare nel corso di questo secondo tempo. Prova Leandrigno, esterno della rete, ma una deviazione in precedenza e quindi calcio d'angolo per la Reale Arzignano, con Amoroso sul pallone, Claro e Morillo al limite dell'area, più defilato il numero 7 Leandrigno in movimento. Poi il pallone è completamente fuori dall'area perché è direttamente dalle parti di Pozzi, quello di Amoroso, che poi prova una specie di tiro, comunque doveva giocare il pallone. Intanto ne approfittiamo in questo momento un po' cauto della partita di andare a vedere quali sono intanto gli altri risultati dagli altri campi. L'Acqua Sapone sta vincendo con lo stesso punteggio dell'Ital Service per 3-1 sulla Cybertel Aniene, 0-0 tra Camelosson e Italian Coffee Petrarca, ma partita che è iniziata alle 21 e non alle 20 come questa delle Palladino Pizza. È terminata, lo ricordiamo, a Feldieboli, mentre Catania si giocava alle 16, 2-2 il risultato. Latina sta perdendo in casa 1-0 contro la Sandro Abate Avellino, 7-5 tra Rieti e CDM Futsal Genova, 2-1 tra la Signor Prestito e le Caos Mantova, e poi iniziata alle 20:30 il 3-3, mentre qui intanto rischia tantissimo Pozzi. Poi Jefferson sul pallone, ancora Pozzi a terra, Jefferson, c'è un fischio, c'è un fallo, un calcio di punizione, c'è anche un giallo per Morillo. Chiudiamo dicendo il 3-3 tra Todi Sfido d'Ostia e la Color Max Pescara, mentre qui è arrivato il cartellino giallo per il numero 10 Morillo. È il quarto ammonito della gara, il secondo in casa Arzignano dopo Leandrigno poco fa. In casa Ital Service Marsigny e Jones sono gli ammoniti. (7:43) sul cronometro del secondo tempo. Ammonito il numero 10 della formazione ospite, Jefferson e Marsigny sul pallone. Marsigny che è entrato proprio per il calcio di punizione al posto di Onorio, che è rimasto seduto davanti alla panchina senza mettersi la casacca. Jefferson o Marsigny, due mancini. Jefferson alla finta, poi Marsigny che la gioca per Jefferson. Pozzi la risposta, Amoroso, Borruto la recupera, non la tiene però in campo Marsigny, che riesce dal campo per ridare nuovamente spazio ad Onorio. Claro difende il pallone, Onorio su di lui, arriva anche Borruto, Onorio glielo prova a sporcare alla fine, però l'ultimo a toccare è il numero 22, un po' perplesso, chiedeva la rimessa laterale. De Oliveira, Borruto, Jefferson potrebbe anche provare a puntare uno contro uno, allarga per Onorio. Onorio va sul fondo, la mette dentro, la ribattuta, ancora Borruto, Onorio, De Oliveira dentro, ancora Pozzi, la tiene lì e la blocca a terra. Morillo ancora molto bravo a giocare con i piedi, il numero 10, che poi in mezzo a tre riesce comunque a non perdere il pallone. Amoroso dentro da Marzio, che aveva provato ad inserirsi. Qui Marzio, Onorio lascia il campo a Salas, cedendogli anche il pallone. Jefferson da De Oliveira, Salas, Borruto prova a girarsi, viene raddoppiato. Jefferson riesce comunque a restituirgli il pallone, ancora Borruto per Salas che si inserisce, calza palo
Jefferson ancora e poi De Oliveira trova la rete del 4-1. Dopo il palo Jefferson rimette dentro il pallone e De Oliveira trova la rete che potrebbe sigillare quantomeno il risultato. 4-1. 9:05 sul cronometro. 9 minuti e 5 secondi nel secondo tempo, quarto marcatore differente. Il service l'ha completamente ribaltato, ora 4-1 dopo lo svantaggio iniziale. De Oliveira trova il gol. Non stava vivendo una delle sue migliori partite, ma trova la sua 14ª rete in campionato. Salas, Jones da Canal, Marcelinho, ora lettera service da spettacolo. Salas trova la rete delle 5-1. Applausi di tutta la panchina, anche di mister Fulvio Colini. Grande rete, grande azione. Probabilmente la rete del K ora per l'Arzignano. Arriva il 5-1 di Salas. Bella ripartenza dai piedi di Jones fino a quelli di Salas per il gol finale. Il nostro giornalino possiamo chiamarlo bomber. Il 5-1 è del nostro numero 8, Salas. 19 secondi dopo la rete delle 4-1 arriva anche quella delle 5-1, è il sesto gol in campionato per Salas e ora l'Arzignano deve cercare di non uscire completamente da questa partita perché ancora manca davvero un'eternità, più di metà secondo tempo. Tony Dandel, Canal, scambiano i due. Salas, scatto di Marcelinho. Salas non lo serve, preferisce la calma di Canal. Tony Dandel ora da Marcelinho, molto attivo comunque. Canal da Salas, la gioca per Canal, prova con la punta, non trova però il varco. Tony Dandel può andare indietro da Jones, giocare con i piedi. Jones va al rinvio lungo molto direttamente tra le mani di Pozzi. Il pallone per Murillo che rischia, stoppando il pallone, cadendoci sopra con i piedi, rischia anche di farsi male. Qui il numero 10 che si è subito però rialzato. Marcelinho, Canal, Tony Dandel, fide di andare al centro, va sul fondo, calcia, arriva la parata di Pozzi che però non trattenendola si è trascinato il pallone sul fondo. Ed è quindi calcio d'angolo per la formazione di casa. Sul pallone Salas, la gioca per Canal, dentro Tony Dandel che prova a girarsi, a calciare. Si riprenderà con il rinvio dal fondo per l'Arzignano. Vinicius, il pallone per Marzio. Simi di nuovo a giocarla per il suo numero 5. Vinicius, movimento di Claro. Vinicius prova con il tacco a far passare il pallone, arriva però la chiusura da parte di Salas. Vinicius a giocare la rimessa laterale per Claro. Rischia qui tantissimo sulla pressione di Canal che poi non lo serve. Poteva servire Pozzi, invece perde il pallone qua al numero 22. Alla fine è calcio d'angolo. Claro, poteva servire inizialmente subito il suo portiere Pozzi, non lo ha fatto però. Ora calcio d'angolo con Salas dentro da Canale, la chiusura. Vinicius per provare a ripartire, però Salas va a rimediare ad un suo errore e a recuperare il pallone. Un altro gran recupero del nostro numero 8 Salas. Canal per Marcelinho, prova a girarsi, arrivano in due su di lui, gli portano via il pallone. Marzio per Pozzi che va al rinvio, dove però non c'è nessuno, direttamente nella panchina dei tre service il pallone. Salas, Tony Dandel nuovamente da Salas. Canal da Marcelinho, palla che passa per Tony Dandel, c'è un tocco con la mano probabilmente di Vinicius, sì, viene anche ammonito. Un po' dubbia questa situazione, dubbio il tocco con la mano, dubbio anche comunque ammonizione questa volta un po' severa, e arriva quindi l'ammonizione per Vinicius. Intanto c'è il cambio, rientra Jefferson al posto di Canal.
probabilmente solo per il calcio di punizione. Salas sul pallone, arriva ora anche Jefferson, potrebbe lasciargli però l'incarico della battuta. Marsiligno largo e Trinidad sulla linea di porta. Jefferson va e arriva la chiusura forse di Simi, forse questa volta di Simi, forse con una mano, difficile da capire dalla diretta, ma non è stato probabilmente Pozzi a prendere questo pallone. Tutto però regolare secondo il direttore di gara. Canal, Salas, Marsiligno, Trinidad, nuovamente da Marsiligno, Salas, Canal, scambiano i due. Trinidad, Canal va dentro con il destro, arriva la deviazione con i piedi da parte di Pozzi. 8-0, da giocare nel corso di questo secondo tempo. Palla per Marsiligno, di nuovo da Salas. Marsiligno, ora un atteggiamento anche un po' più remissivo della panchina del Real Arzignano, con Fabian Lopez che sa che probabilmente questa partita è andata, nonostante dei buoni momenti. Chiama però comunque le time out, vuole provare a ragionarsi su, magari anche a giocarsi la carta delle portiere di movimento. Piccolissima pausa per l'Ital Service Pesaro quando mancano 7 minuti e 53 secondi. Si riprende a giocare dopo il time out chiamato dalla Real Arzignano. La chiusura di Trinidad sul pallone a cercare lungo Morillo, proprio con la maglia delle portiere di movimento. Qui Borruto, ancora Morillo che para, si traveste da portiere il numero 10. Si prova a giocare il tutto per tutto Fabian Lopez. Qua ancora Morillo, non controlla il pallone, vediamo se resta tra i pali. No, questa volta no, è andata bene una volta fingendosi anche portiere. Il numero 10 ha avuto l'occasione all'Ital Service per chiuderla in contropiede ancora di più. Borruto, 7:30 da giocare. Onorio, Canal, Trinidad, nuovamente da Canal. La Real Arzignano però non pressa nemmeno, forse non ne ha speso tanto anche nel corso del primo tempo. Qui la conclusione di Trinidad, la parata da parte di Pozzi, chiamati in causa molte volte. Qualche buona parata, qualche anche errore dei primi due gol. Non è riuscito a trattenere il pallone. Borruto, ancora Pozzi però a negargli il gol. Borruto che vorrebbe trovare il suo 18° gol in campionato, che non arriva. Qui Leandrigno non preciso, ancora una volta Morillo deve andare in porta perché era rientrato con la maglia delle portiere di movimento. Non avviene il cambio, però la Real Arzignano non è pressa per conquistare il pallone come di solito in queste occasioni succede. Molto sulle gambe ora. Ricordiamo anche un turno infrasettimanale si è giocato qualche giorno fa. Onorio per Trinidad,
prova a calciare, arriva la deviazione, ora arriva il cambio. Colini quasi chiedeva espressamente di calciare in porta. Ora richiama Tony Dandelle, pronto Salas a rientrare sulle terreno di gioco. 6:32 da giocare. Movimento di Salas che arriva praticamente in corsa dalla panchina, ma il pallone è per Canal. Onorio, ora Salas, Borruto, Onorio, nuovamente da Borruto che per un attimo si dimentica il pallone ma lo ritrova. Ancora Onorio, Canal, Salas, dentro da Borruto che si gira e calcia e trova il gol. Lo trova al 18esimo in campionato Borruto. L'Ital Service trova la rete del 6-1. Ora un risultato rotondo, quello dell'Ital Service, il 6-1 del TT Borruto. Poteva mancare la firma del nostro numero 10 magico, è TT Ora anche Borruto. 6-1. Immeritato il passivo per l'Arzigliano, le occasioni del service ne ha avute tante. L'Arzigliano però soprattutto nel primo tempo ha giocato una partita molto buona, nel secondo calata anche fisicamente per aver giocato comunque ad un buon livello, ad una buona intensità il primo, e ora un passivo pesante. Sono arrivate 4 reti nel secondo tempo, primo che era terminato 2-1 e ora quando mancano 6 minuti ancora siamo sul 6-1. Morillo con la maglia del portiere di movimento è l'uomo più avanzato, il numero 10 si gira molto bene, ancora una volta la gioca dentro per Vinicius e qui l'Interservice salva, poi la porta è vuota, lo sa Onorio che prova a calzare ancora una volta, però molto bene il numero 10 della Real Arzignano Morillo, bravo nei dribbling nello stretto, qui riesce per dare spazio a Pozzi. Vedremo se lo riproporrà Morillo, che comunque resta in piedi davanti alla panchina. La partita comunque ormai dal punto di vista del punteggio conclusa. Borruto si coordina e calza, trova una deviazione. Calcio d'angolo affidato a Salas, movimento di Borruto che prova con l'esterno a fare subito doppietta, non trova però lo specchio della porta. Leandrigno, ancora pressione comunque alta. Amoroso, Leandrigno, pallone per Vinicius che però non trova. Fuori Borruto, dentro Tony Dandelle. Il pallone per Jefferson, pronto a battere la rimessa laterale. Salas, Tony Dandelle, Onorio, Jefferson, Tony Dandelle, calcia con il destro, non trova però lo specchio della porta. Onorio dentro a colpire, però Jefferson con il pallone si è abbassato però clamorosamente ora il ritmo. Amoroso non trova però l'Arziano, è uscito dal campo. Anche le reti del 3-1 e il 4-1 hanno fatto questo, però calata molto fisicamente la squadra di Fabio Lopez, non riesce più nemmeno a ripartire. Salas, 4:30 da giocare. Jefferson lascia lì per Salas, rimessa laterale con Onorio, giocare il pallone per Tony Dandelle, nuovamente da Onorio. Salas, Onorio col tocco sotto, il gran gol di Umberto Onorio che trova la rete del 7-1. Gran gol di Onorio che mette la ciliegina sulla torta e la sua doppietta personale. 7-1 dell'Ital Service Pesaro. Ora passivo pesantissimo per la Real Arzignano. Del numero 9
dopo l'8-0 dell'andata oggi sembrava poter evitare un risultato del genere dopo il buon primo tempo, invece siamo sul 7-1. ora una differenza fisica, una squadra come l'Ital Service che ancora pressando davvero poco riesce comunque a stare alta e praticamente non far superare la metà campo ad un Arzignano sulle gambe che deve salvare comunque l'onore. Dicevamo in precedenza peggior attacco del campionato, ha creato, è arrivata solamente una rete soprattutto nel primo tempo quando magari ne potevano arrivare un paio. Ora portiere di movimento, anche un esperimento per provare a vedere comunque qualcosa dalla sua squadra per Fabio Lopez, una squadra, l'Arzignano, che lo ricordiamo è 14esima con 10 punti, ovvero terzultimo. In questo momento entrava in questa gara in piena zona playout e quindi con un obiettivo per questa stagione, ovvero la salvezza e il mantenimento della categoria. Marzio alza la mano destra a chiamare uno schema, Morillo è entrato intanto Carducci che ha fatto il suo esordio in questa gara. Marzio 3:20 da giocare, Amoroso, Jones, la risposta di Jones. Marzio, Amoroso, pallone per Simi, scambia ancora col numero 9 Marzio, la pressione di Onorio, rischia tantissimo qui Simi, poi Marzio la riesce a tenere, la gioca contro Onorio poi due volte, poi l'ultimo a toccare Jones con la presa a giocare per Jefferson, un gran pallone e poi ha cercato l'Eurogol. Jefferson non l'ha trovato ma lo ha cercato mentre correva all'indietro e stava uscendo dal campo, ha provato a dare l'effetto, rientrare al pallone. Marzio l'ha lasciato scorrere, ancora Jefferson messo giù da Amoroso, arriva il fallo. Amoroso nervosissimo per tutta la gara, arriva il giallo. Ora deve stare attento Amoroso, la partita non ha più nulla da dire anche con le proteste, non deve rischiare di farsi buttare fuori per la prossima partita, soprattutto il proseguo del campionato dell'Arzignano. Sarà a causa di punizione per l'Ital Service, 2:48 da giocare. Jefferson e Marassigno sul pallone. Intanto è terminata la gara tra Rieti e Futsal Genova con il 7-5 di Rieti, 6-1 anche per l'Acqua Sapone sulla Cyber Terragnine. Staranno di pari passo l'Acqua Sapone e l'Ital Service, ora siamo sul 7-1 ma più o meno fanno gli stessi risultati nel primo e secondo in classifica. 0-0 tra Cameda Sona e Italian Coffee Petrarca, anche se questo è ancora nel corso del primo tempo. 2-1 tra Latina e Sandro Bato Avellino. Intanto Toni Dandelle, arriva la risposta da parte di Pozzi. Chiudiamo con il 4-2 tra la Signor Prestito e la Caos Mantova con la partita che sta per terminare, e il 3-3 tra Todis di D'Ostia e la Color Max Pescara. Qui siamo invece ad inizio secondo tempo. Jefferson va sul fondo, numero 23, poi non trova il tiro a cross, trova il calcio d'angolo, mette dentro il pallone, però arriva la chiusura da parte di Pozzi e poi Jefferson va a commettere il fallo ai danni di Leandrigno. Jefferson che chiede scusa, che però non vengono tanto accettate. È stata una partita davvero molto nervosa sin dal primo tempo, è successo tanto tra i giocatori in campo, molti battibecchi, molte volte anche muso duro, soprattutto per manate e gomitate che sono state all'ordine del giorno quest'oggi. 2:31 da giocare. Marzio, pallone giocato dall'Arzignano ma messo in fallo laterale dall'Ital Service. Intanto è entrato sul terreno di gioco anche il numero 6 Castrati e il numero 4 Tibaldo, quest'ultimo un classe 2002, e quindi anche Fabio Lopez dà l'opportunità a dei giovani ragazzi di entrare sul terreno di gioco, a giocare comunque contro campioni come quelli dell'Ital Service, i campioni d'Italia, ma anche giocatori che hanno vinto tutto a livello mondiale. Jefferson, Carducci rientra sul mancino, Carducci va al tiro, deviato, ancora Carducci, ancora una volta, ancora deviato. Tentativo di Carducci, palla in calcio d'angolo.
1,58 da giocare, 7-1 il punteggio. Onorio da Jefferson che si coordina, trova un'altra deviazione, sarà coordinato molto bene qui Jefferson, che vuole il primo gol davanti al nuovo pubblico dopo averne trovati 2 fino a questo momento, uno in Coppa Divisione e uno il primo in campionato a Mantova. Tony Dandelle, figlio di corpo, va sul fondo, calcia, ancora deviazione, ancora pallone per i padroni di casa. Calcio d'angolo, Carducci va da Jefferson, Jefferson da Carducci, in zona tiro Carducci preferisce allargare per Onorio, ora Tony Dandelle, 3 mancini in cambio in questo momento, solo Tony Dandelle, piede destro, Carducci, Onorio da Jefferson, va dentro da Carducci che aveva tagliato bene, non riesce però a spizzare con il piede quel poco che basta il pallone, e Pozzi l'ultimo però a toccare. 1,16 da giocare. Onorio ha cercato il taglio di Carducci, si vuole far segnare Carducci alla ricerca del suo primo gol in Serie A. Onorio da Jefferson che calcia col mancino, non trova però lo specchio della porta. Pozzi con le mani, lungo da Castrati, prova qui il numero 6, probabilmente aveva ottenuto il calcio d'angolo, secondo il direttore di gara è lui l'ultimo a toccare il pallone. Allora si ricomincia da dietro, ultimo giro di orologio che parte proprio in questo momento. Carducci, Tony Dandelle, Onorio, Jefferson, Tony Dandelle, pallone per Onorio, dentro da Jefferson, palla a cercare Carducci, la chiusura di Castrati, poi Tony Dandelle e grande parata di Pozzi che chiude con una grande parata. Tony Dandelle a lato, Marzio, Carducci prova a portargli via il pallone, Marzio riesce comunque da terra praticamente a giocarlo per Simi, poi però la palla indirizzata a Tibaldo non riesce a controllarla. 27 secondi, il pubblico è tutto in piedi, l'Ital Service faticando nel primo tempo, poi in scioltezza nel secondo. Porta a casa questa partita, le due squadre dicono basta così per questi ultimi 14 secondi, con il cronometro che quindi scorre e si avvicina allo 0. Calciatori che hanno avuto tante storie tese quest'oggi in campo, gli due allenatori sono già stretti la mano, non arriva la stretta di mano fra i giocatori, vedremo se arriverà poi al termine della partita. Termina qua, l'Ital Service Pesaro calcio 5 batte la Real Arzignano per 7-1. Ricapitoliamo velocemente le reti. Per Arzignano la rete di Morillo iniziale, poi è un Emplen Ital Service con Marceligno, Onorio per il 2-1, Canale, De Oliveira, Sala, Sovoluto e Onorio a concludere con il 7-1. È davvero tutto per oggi, per questa telecronaca da Andrea Sabatini sottoscritto. Grazie ai tifosi di PMG Sport Futsal per essere stati al nostro ascolto. Vi auguriamo una buona serata, un buon proseguimento del campionato con la massima serie del calcio 5 e a risentirsi alla prossima partita.